Buongiorno da Sicilia, 24 i titoli di oggi. Le navi della missione umanitaria Global Sumud Flottiglia in partenza con l'obiettivo di portare cibo e medicina ai palestinesi bombardati da Israele, manifestazioni di sostegno in tutto il mondo. Palermo, seduta straordinaria del Consiglio Comunale a Ballarò, i cittadini espongono i problemi del quartiere tra droga, sparatori e rifiuti abbandonati. Tra le richieste il salvataggio del mercato storico. Palermo si tinge di giallo il caso di Onorato tra suicidio o delitto. Un nuovo testimone contesta l'indagine ufficiale. La famiglia dell'imprenditore trovato morto in auto nel maggio dell'anno scorso chiederà di non archiviare il caso. Caltanissetta, inizio d'anno scolastico, da incubo per i bimbi disabili e i loro genitori dopo la decisione dell'amministrazione comunale di ridurre il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Calcio, dopo la pausa in campionato il Palermo al lavoro per la sfida di domenica contro il Südtirol, prima trasferta della stagione. Serie C, il Catania punta il Cosenza, Toscano potrebbe confermare l'11 che ha battuto il Monopoli, Caturano possibile assente. Buongiorno e ben trovati, apriamo il nostro telegiornale occupandoci della missione umanitaria di Global Sumud Flottiglia. Ieri abbiamo seguito tutte le fasi della preparazione alla partenza dal porto di Siracusa, le navi si sono poi spostate su Augusta per la partenza complessiva di quest'oggi, ma sentiamo cosa è accaduto nel servizio di Luca Ciliberti. L'obiettivo è quello di portare più di 500 tonnellate di derrate alimentari e beni di prima necessità nella striscia di Gaza bombardata e ridotta alla fame da Israele. E noi chiediamo al governo di Giorgia Meloni e alle istituzioni europee una protezione diplomatica totale, un supporto alla Global Sumud Flottiglia, perché ci dovevano essere loro su queste navi, non noi, non la popolazione civile, non la società civile, ci dovrebbero essere gli stati. In totale la missione sarà composta da circa 600 persone. Avete registrato, tra le varie delegazioni, un po' di paura dopo gli attacchi? Sì, certo, anche perché noi siamo tutti civili, persone normali, che onestamente vedersi attaccare da un drone incendiario, noi non siamo dei militari, non siamo abituati a questo genere di cose, quindi certamente c'è molta preoccupazione. Sulla banchina del porto di Siracusa si sono dati appuntamento decine di attivisti di organizzazioni umanitarie, associazioni, sigle di sinistra e rappresentanti istituzionali. 2 parlamentari e 3 europarlamentari si sono imbarcati a bordo delle navi. Distante invece il resto della politica, sia quella dell'ala di governo di centrodestra, sia quella di centrosinistra. La missione della flottiglia ha coinvolto però i lavoratori portuali che hanno promesso blocchi alle infrastrutture se i mezzi della flottiglia stessi saranno fermati o danneggiati. Seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Palermo nel quartiere di Ballarò, perennemente in emergenza, le richieste di residenti e associazioni e adesso si attendono le risposte della politica. Marco Gullà. Dall'emergenza crack al contrasto alla violenza e poi la riqualificazione del mercato sono solo alcune delle richieste di residenti e associazioni del quartiere Ballarò discusse nel corso di una seduta del Consiglio Comunale straordinaria che si è svolta proprio nel cuore del quartiere palermitano. Residenti, comunità parrocchiali, imprenditori, associazioni e volontari hanno ribadito ancora una volta, per l'ennesima volta, la necessità di accendere i riflettori sulle emergenze che riguardano Ballarò e lo hanno fatto nel corso di questa seduta straordinaria. Io spero che ci sia ascolto da parte del Presidente, da parte dei consiglieri. Se date la possibilità di ascolto a tutti, in un contesto anche assembleare, pur secondo le regole del Consiglio Comunale, che questo ascolto sia concreto. Il Comune ci deve aiutare, anzi il Comune deve combattere con noi questa povertà. Dobbiamo essere tutti uniti a questo. Per questo vi chiedo di aprire un tavolo tecnico stavolta serio per creare il reddito, sistemare il quartiere,
è veramente togliere quello che non va bene, ma quello che non va bene non significa i mercatari. Il presidente del Consiglio Comunale di Palermo ha accolto le richieste della comunità di Ballarò. Chiaramente noi ascolteremo, soprattutto l'amministrazione, sono qui tanti presenti, tanti assessori, ascolteremo e chiaramente poi dovremo trovare dare delle risposte. A tutto quello che ascolteremo daremo delle risposte. E adesso si spera in fatti concreti per dare un volto nuovo ad un quartiere perennemente in emergenza. E l'emergenza violenza non si placa. A Palermo l'episodio di un controllore pestato per avere chiesto di esibire il biglietto, un buttafuori finito al pronto soccorso per aver tentato di sedare una rissa, 2 discoteche chiuse, insomma ancora violenza. Manlio Viola. Dalla movida e dalle discoteche fino al semplice trasporto pubblico o urbano, non c'è luogo a Palermo che non sia coinvolto da continui episodi di violenza. Le cronache delle ultime ore ce ne consegnano almeno 4. Un buttafuori della discoteca di Cinisi, il Chezzal, si è presentato nella notte al pronto soccorso dell'ospedale di Partinico con una ferita alla spalla provocata con una bottiglia. L'uomo sarebbe stato colpito mentre tentava di sedare una rissa fra una ventina di giovani davanti al locale. I carabinieri erano già stati chiamati per quella rissa, ma al loro arrivo non avevano trovato nessuno, tranne poi trovare invece il buttafuori ferito al pronto soccorso. Per la discoteca di Cinisi è scattato un provvedimento di chiusura per 10 giorni. È la seconda volta che il Chezzal si trova in queste condizioni. La prima era successo lo scorso 29 giugno. Diversa la vicenda che ha portato a un provvedimento di chiusura per 7 giorni per un'altra discoteca, questa volta a Cefalù, Le Vele. Nelle stesse ore sono scattati gli arresti per 6 persone, fra cui un 17enne per una rissa scoppiata invece in strada in Corso dei Mille in città lo scorso 8 di agosto. Ma la violenza non riguarda soltanto la movida. Un 44enne campano è stato arrestato per aver picchiato il controllore che lo aveva sorpreso senza biglietto e voleva comminargli una multa. L'uomo ha colpito più volte il dipendente dell'AMAT per poi fuggire dall'autobus a piedi, ma è stato riconosciuto, rintracciato e arrestato per lesioni a incaricato di pubblico servizio. E continua il giallo sulla morte dell'imprenditore palermitano Angelo Onorato, perché compare un nuovo testimone per contestare i risultati dell'indagine ufficiale. La famiglia chiederà di non archiviare per suicidio e continuare a indagare il servizio. Angelo Onorato era pedinato e temeva per la sua vita. C'è un testimone che può portare nuovi elementi nell'indagine sulla morte dell'imprenditore trovato cadavere a maggio del 2024 e convincere la magistratura a non chiudere l'inchiesta. Ne è convinta la famiglia, che prepara una opposizione all'istanza di archiviazione avanzata dalla procura. Proprio la famiglia non ha mai creduto all'ipotesi dello strano suicidio effettuato strangolandosi con fascette di plastica all'interno della sua auto parcheggiata sulla corsia laterale della circonvallazione di Palermo. Dopo quasi 1 anno e mezzo di indagini, però, la procura l'altro ieri ha presentato istanza di archiviazione proprio per suicidio. Le indagini non hanno consentito di individuare seri, concreti e specifici elementi a carico di alcuno e neppure è stato possibile escludere che il decesso sia stato frutto di una scelta autonoma dello stesso Onorato, scrive la procura nella richiesta di archiviazione. Un passaggio che viene adesso sottolineato dall'avvocato Vincenzo Lorrè, che rappresenta la moglie della vittima, l'ex europarlamentare Francesca Donato. Quasi certo che la famiglia dunque si opporrà alla richiesta di archiviazione, chiedendo di proseguire le indagini. Ci è stato consegnato stamattina un fascicolo di oltre 2000 pagine, dice l'avvocato Lorrè, che stiamo leggendo con attenzione prima di formulare le nostre considerazioni. Lorrè sottolinea poi come il testimone racconterà che Onorato si confidò con lui dicendo che nel mese di marzo si era accorto, quindi 2 mesi prima della morte, di essere stato pedinato da 2 persone e di essere preoccupato per la sua incolumità. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha individuato un importante carico di tabacco lavorato privo del contrassegno dei monopoli di Stato e dunque di illecita provenienza. La merce contrabbandata, posto sotto sequestro, è risultata costituita da tabacco gutkha e snus, originarie dell'India e del Pakistan. Sono utilizzate diffusamente per via degli effetti stimolanti prodotti sull'organismo umano dai lavoratori impiegati in mansioni faticose e prolungate. Lo snus è addirittura vietato in quasi tutta Europa per via della concentrazione di nicotina molto superiore a quella di una sigaretta, aumentando il rischio di dipendenza, ipertensione e problemi vascolari. Il destinatario dell'intera spedizione è un pakistano residente a Canicattì che è stato arrestato.
È fissato per lunedì l'interrogatorio di Giuseppe Angelo Reina, 63 anni, il direttore sanitario dell'ASP di Catania, dal 3 settembre e in passato primario dell'ospedale di Paternò. Nei suoi confronti il GIP ha disposto la sospensione per un anno dall'incarico nell'ambito di un procedimento che lo vede accusato di violenza sessuale aggravata dall'abuso di autorità. Adesso ancora a Catania, dopo i tanti ricorsi contro le multe elevate dagli autovelox in tutta Italia, un decreto del Ministero dei Trasporti chiarisce che non c'è differenza tra l'approvazione e l'omologazione dei dispositivi. In arrivo anche altre novità che ci spiega Eva Spampinato. Nessuna differenza tra approvazione, installazione e omologazione. Le infrazioni di velocità rilevate dagli autovelox catanesi sono regolari. Negli ultimi mesi il tema dell'omologazione degli autovelox è stato più volte al centro dell'attenzione dei social, ma anche della giurisprudenza in tutta Italia. Anche a Catania non sono mancati i ricorsi dei cittadini contro le multe a detta di alcune interpretazioni non valide. Un cavillo tecnico legato alla congiunzione «e», che adesso è stato definitivamente risolto da un decreto del Ministero dei Trasporti datato 18 agosto 2025. Chiarisce in via definitiva che omologazione e approvazione sono due sinonimi e quindi uno strumento approvato, uno strumento omologato, a condizione che entri poi la comunicazione appunto di dove sono gli autovelox nella piattaforma nazionale, sarà perfettamente in regola. A dirimere la pioggia di ricorsi e di interventi delle Cassazioni di varie città d'Italia è intervenuto dunque il ministro Salvini con l'articolo 2 del decreto, che inoltre introduce da ottobre anche una novità utile al cittadino. L'istituzione di una piattaforma nazionale per la quale tutti i comuni d'Italia sono obbligati a indicare esattamente dove sono stati piazzati questi autovelox. In pratica sarà possibile controllare online se un autovelox è regolarmente registrato e omologato. Il Ministero dei Trasporti pubblicherà un elenco nazionale ufficiale consultabile da tutti, utile per sapere se un dispositivo è conforme alle norme. Dai dati in possesso della Polizia Municipale, nel primo semestre 2024, confrontato col primo semestre 2025, ecco che abbiamo avuto oltre il 50% in meno di incidenti. A seguito di una segnalazione ricevuta dall'ASP di Messina, secondo cui un turista che ha soggiornato nella località Pietre Nere, Rocce Nere a Giardini Naxo sarebbe stato colpito da infezione West Nile, è stato disposto un intervento di disinfestazione per il quartiere interessato programmato per domani mattina. Un secondo intervento riguarderà l'intero territorio comunale. E adesso ci fermiamo, una pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio. Caltanissetta, si prevede un inizio anno da incubo per i bambini disabili e i loro genitori dopo la decisione dell'amministrazione comunale di ridurre il servizio assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Rita Cinardi. Sarà un inizio di anno scolastico da incubo per i piccoli studenti disabili di Caltanissetta e le loro famiglie che, quando manca poco al suono della prima campanella, hanno avuto notizia che il servizio di ASACOM, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, è stato drasticamente ridotto. Per molti bambini la comunicazione specialistica per aiutarli nell'apprendimento è scesa infatti da 15 a 5 ore settimanali, mentre per altri, quelli con disabilità più grave, sarà addirittura ridotta soltanto a 2 ore. Un vero e proprio macigno, quello che si sono visti piombare addosso ai genitori che adesso vogliono anche ricorrere per vie legali. Sono abbastanza indignata da questa situazione perché non riesco a comprenderne innanzitutto i criteri di questo drastico taglio e soprattutto non riesco a comprendere come si possa venir meno alla tutela di diritti necessari di questi bambini. È un diritto all'inclusione, è un diritto alla frequenza, un diritto all'apprendimento, alla relazione sociale. Vengono calpestati e vengono meno tutti questi diritti e non si tiene conto della persona. Intanto l'ex sindaco Roberto Gambino, oggi consigliere comunale di opposizione, ha presentato un'interrogazione consiliare con la quale chiede al sindaco Walter Tesauro la revoca immediata del provvedimento. Dall'assessorato comunale invece ancora nessuna replica. In queste ore si stanno succedendo riunioni tra i responsabili delle cooperative, i genitori e gli addetti ai lavori, nella speranza che anche i ragazzi disabili possano avere quest'anno pieno diritto allo studio. Adesso lo spettacolo, perché vi riproponiamo le immagini del concerto di Steve Hackett, dunque un mito assoluto, storico chitarrista dei Genesis, che ha conquistato il Palacongressi ad Agrigento. Davide Sardo.
Un viaggio nel cuore del rock progressivo, una leggenda della musica mondiale ad Agrigento. Steve Hackett, storico chitarrista dei Genesis, ha entusiasmato il Palacongressi con una tappa del suo tour italiano. Un concerto imponente diviso in due parti, la prima dedicata alla sua lunga carriera solista, la seconda interamente riservata agli immortali successi dei Genesis che hanno segnato la storia della musica mondiale. Oltre 2 ore e mezza di spettacolo con arrangiamenti raffinati, momenti strumentali intensi e l'energia del grande rock sinfonico. Sul palco con Hackett, una band di livello internazionale, tastiere, batteria, sax, basso e voce, per una formazione capace di ricreare atmosfere uniche e potenti. Un pubblico partecipe e caloroso ha accompagnato ogni brano con applausi e ovazioni. Agrigento ha scritto una pagina indimenticabile di musica accogliendo una leggenda vivente del rock. E c'è un'altra pausa, poi il calcio. Siamo al calcio, il Palermo pensa ed è al lavoro per la sfida di domenica contro il Sud Tirol, dunque prima trasferta e prime parole da Rosanero per il centrocampista Samuel Giovane. Marco Gullà. Ritmi alti, concentrazione e sacrificio. Il Palermo si rigenera dopo la sosta di campionato. Domenica al Druso di Bolzano la sfida contro il Sud Tirol. Seppur con 2 sole giornate alle spalle, l'inizio di stagione della formazione rosanero è da ritenersi positivo. Al netto dei 4 punti in classifica, riscimolati nelle 2 sfide casalinghe contro Reggiana, vittoria per 2-1 e Frosinone 0-0. La sosta ha permesso a Inzaghi di lavorare sull'assetto tattico e mentale della sua squadra, potendo contare anche sugli ultimi arrivati, come Samuel Giovane. Quando ho saputo della trattativa ero a Bergamo in ritiro ed ero entusiasta. È stata una trattativa abbastanza lunga, però ecco, finalmente sono arrivato qua e ho voluto fortemente venire qua perché è una piazza tanto ambiziosa, tanto quanto me. Indipendentemente dalla situazione di Verre, che attualmente non sembra poter essere risolta facilmente, il Palermo potrebbe comunque procedere con un acquisto in difesa. Ci sarebbe infatti da Manchester l'ok per ingaggiare lo svincolato Beresischi, 33 anni, ex giocatore tra le altre della Sampdoria. Un jolly per Inzaghi. Il Catania prepara la partita di Cosenza, con molte probabilità non ci sarà Caturano e Toscano potrebbe anche confermare l'11 che ha battuto il Monopoli. Marco Carli. Cosenza nel mirino. Il Catania capolista è entrato nel vivo della preparazione della partita del San Vito Marulla che domenica Telecolor trasmetterà in diretta con un ampio pre-gara a partire dalle 14. Toscano verifica le disponibilità. Pastore in conferenza stampa ha parlato del lavoro differenziato per Celli, Caturano e Rolfini. Il primo tornerà disponibile per Cosenza, ma potrebbe essere ancora Pieraccini a giocare dal primo minuto. Caturano ha trovato un modo di lavorare diverso, più intenso e un terreno di gioco in erba piuttosto che sintetico. Ha un affaticamento muscolare che potrebbe tenerlo fuori dai giochi per Cosenza, ma sicuramente tornerà fra i convocati per la partita col Sorrento. Rolfini invece dovrebbe essere disponibile nella settimana che prevede anche il derby col Trapani nel turno infrasettimanale. Il lavoro prosegue fra Massimino e Cibalino, mentre Zarbano in conferenza stampa ha anticipato cosa succederà da qui a un mese nel caso in cui Torre del Grifo tornasse di proprietà del Catania. Il focus è la prima squadra, per essere chiari, perché è la locomotiva che tira tutto il resto. Allora la prima cosa che andremo a fare è mettere nelle condizioni la prima squadra di potersi allenare lì e quindi focus sui campi, vediamo in che condizioni troviamo la Torre del Grifo, però campi e strutture necessarie alla prima squadra, conseguentemente il settore giovanile e poi c'è tutto il resto, perché Torre del Grifo aveva tutta una serie di altri sviluppi.
Benevento e Casertana sono le due campane avversarie rispettivamente di Siracusa e Trapani nel prossimo turno di campionato. Le siciliane si trovano in fondo alla classifica, hanno ovviamente l'obiettivo di risalire la china. Francesco Triolo. Il fondo della classifica da voler lasciare prima possibile, un desiderio comune, quello di Trapani e Siracusa, che comunque vivono due situazioni completamente diverse. I Granata hanno sostanzialmente recuperato quasi tutto il gap della penalizzazione, adesso puntano al match di domenica in casa contro la Casertana per togliere il segno meno dalla classifica. Assente lo squalificato Girin, Totò Aronica confida nel recupero di Negro, dove il problema accusato è l'ultima partita contro il Sorrento e salvo imprevisti dovrebbe essere a disposizione. Diversa la condizione di Pirrello, anche lui costretto ad uscire contro il Sorrento con le sue condizioni che vengono valutate giorno per giorno. Contro la Casertana saranno inoltre disponibili gli ultimi acquisti: Stramaccioni, Motoc, Sposito e Palmieri, per i quali è stata presentata la fideiussione integrativa. Il Siracusa invece, dopo 3 sconfitte nelle prime 3 gare di campionato, è attesa ad una scossa sabato contro il Benevento di Gaetano Auteri, squadra solida con ottimi singoli e che punta ad un campionato di alta classifica, ma che è reduce dalla sconfitta di Casarano. Se da un lato Marco Turati dovrà fare i conti con un'assenza importante nel reparto offensivo, ovvero Juan Ignacio Molina, che la scorsa settimana ha rimediato alla rottura del menisco, dall'altro può fare esordire Parigini, che del Benevento è un ex, pronto per una maglia tra i volti nuovi anche Rino Frisenna. L'obiettivo è schiodare lo 0 alla classifica per ritrovare entusiasmo e fiducia. Con questo servizio si chiude Sicilia 24 per questa edizione, è tutto. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 14 su questa rete. Vi lascio adesso ad Angelo Gagliano per la rassegna stampa. A tutti una buona giornata.